Salve e benvenuto a questo nuovo mio video. Allora, per chi non mi conosce, sono il Santoni di Avella, o meglio, il Maestro Cleo. In questo video dimostreremo la vera veggenza per ognuno di voi che guarda questo video. Qui abbiamo del sale, dell'acqua e della terra. Ora tu che stai guardando questo video, se vuoi una vera veggenza, se vuoi che io indovino la tua persona, scegli tra questi tre elementi il sale, l'acqua oppure la terra. Pensaci bene. Hai fatto la tua scelta? Bene, allora ascolta la tua veggenza. Allora, per te che hai scelto l'acqua, ascolta la tua veggenza. Sei una persona che nella vita hai dato tutto, hai fatto del bene a tante persone, soprattutto in famiglia, hai avuto fortuna ma non ne hai saputo approfittare, dovuto al tuo carattere di fare del bene. Ora sono esattamente 3 anni, dico 3 anni, che le cose non vanno bene, o meglio, la tua fortuna sta peggiorando giorno per giorno. Sembra che gli altri ce la tengano con te, ma non è così. Sei tu che sei stanco. Quindi stai attraversando questo periodo di negatività dove tutto ti va male, però ti posso garantire che ne avrai ancora per poco. Con l'arrivo del mese di febbraio le cose miglioreranno. Pian piano, la fortuna ti sarà di nuovo amica. Occhio a una persona di sesso femminile che ti fa doppio viso, nel senso che davanti sembra di volerti bene, di essere una persona speciale per lei, ma dietro ti pugnala. Quindi attenzione a questo. Stai anche attraversando un periodo di stanchezza fisica e psichica. È dovuto sempre alla troppa negatività che hai avuto. Hai versato delle lacrime nel passato per la perdita di una persona cara e questo ti ha fatto molto soffrire. In prossimo futuro per te ci sarà un cammino migliore, un cammino fatto veramente di fortuna, però devi fare un po' di pulizia, di amicizia, di persone negative, perché le persone negative ti emanano negatività e tante volte si vanno a caricare delle tue energie. In questo momento dove stai ascoltando questo mio video, sei circondato da
Vetri, avverto dei vetri, degli specchi vetri, un qualcosa che è fatto di vetro intorno a te. Vedo dei colori bianco e celeste e un grigio. Hai un segno particolare. Al tuo fianco sinistro hai un neo, un piccolo neo. Quando ti trovi in difficoltà, la parola da usare è Alem. Questa frase la puoi scrivere anche su una medaglina da portare sempre con te, perché Alem è il nome del tuo angelo custode. Grazie della tua gentile personalità e di ascolto. Ed era la reggenza per te che hai scelto l'acqua. Ora andiamo per la reggenza per te che hai scelto il sale. Per te che hai scelto il sale, rilassati e ascolta. Sei una persona umile, una persona col cuore grande, sei una persona che sei stata sfortunata nella vita, però sei anche una persona che il denaro l'hai guadagnato, l'hai avuto tra le mani, ma non hai saputo approfittarne. Hai un progetto che vorresti vedere realizzato, questo progetto si realizzerà. Avrai realizzazione in questo progetto, ma devi ancora aspettare un poco. Ma sarà per quest'anno, non passerà quest'anno. Avrai questa gioia, questa soddisfazione. Una persona ti ha promesso una certa cosa. Questa promessa verrà mantenuta, quindi stagli dietro a questa persona perché è molto utile per te. Stai avendo una confusione enorme in amore. L'amore è un periodo per te di confusione totale, dove stai soffrendo e dove vorresti mettere a posto il tutto. Occhio, la sofferenza non fa bene alla tua mente e al tuo corpo. Stai ascoltando questo mio video in un luogo dove io avverto la presenza dell'acqua molto vicino a te. Vedo delle immagini, dei quadri che rappresentano delle immagini, comunque intorno a te avverto dell'immagine e vedo ancora dei colori, un rosso scuro, un bianco e un azzurrino. Hai un segno particolare. Lato destro della spalla vedo come una piccola cicatrice o potrebbe essere un neo o un porro, un segno di origine natura. La parola da usare quando ti troverai in difficoltà è arepo. Arepo la puoi scrivere anche su una medaglina da portare sempre con te, ti aiuterà nei momenti di difficoltà. È il nome del tuo angelo custode. Ed era la reggenza per te che hai scelto il sale. Ora andiamo per te che hai scelto la terra. Rilassati. La terra per te è simbolo di cammino, di
avere un nuovo cammino di fortuna, un nuovo cammino di felicità. Anche perché diciamo che la felicità per te non è così stata abbondante. Hai avuto un momento di felicità dove pensavi che finalmente era arrivato il momento buono, dove finalmente avevi pensato che finalmente Dio mi ha dato ascolto. Non è stato così, perché sono esattamente 7 mesi di inverno dove tu pensi di aver perduto il tutto, 7 mesi di sofferenza. Io ti dico che sopporta ancora un po', perché ne avrai ancora per una ventina di giorni. Dopodiché occhio e orecchio al telefono, perché riceverai una splendida notizia e da quel momento la felicità sarà tua. Momento di fortuna in arrivo e anche momenti di felicità. Avrai un cammino migliore, impari a pensare positivo, non a negativo, perché chi pensa a negativo non fa altro di attirare su di sé la negatività. Te impari a pensare in positivo e avrai tanta positività. Il posto dove stai ascoltando questo mio video, avverto, color legno intorno a te, argento e dell'azzurrino. Hai un segno particolare. Lato sinistro del tuo ginocchio, un po' più giù, un po' più su, hai una cicatrice che ti ha procurato tempo addietro. La parola da usare quando ti troverai in difficoltà è opus. Opus è il nome del tuo angelo custode. Segnala su una medaglina e portala sempre con te. E così abbiamo accontentato con la veggenza a tutti voi che state guardando o che avete scelto tra l'acqua, tra il sale e la terra. Se questo video vi è piaciuto, allora iscriviti al canale, attivi la campanella in modo tale che quando io andrò a caricare un nuovo video avrai la famosa notifica. Per le persone invece che vogliono un mio aiuto di un ritorno d'amore, un legamento d'amore, potete contattarmi, raccontarmi la vostra storia e io vi dirò in che modo posso esservi utile. A tutti quanti voi un abbraccio e che le stelle siano sempre con voi.